Ambiente gasato, calciatori galvanizzati, alcuni infortunati in pieno recupero. Sono questi elementi che fanno ben sperare per il futuro biancazzurro. Il ritorno alla vittoria, la conquista del secondo posto in classifica, hanno tonificato lo spogliatoio e che da alcuni giorni ha ripreso la preparazione in previsione della trasferta con l'Alba Alcamo. Non bisogna sottovalutare questa sfida del Catella ed è un segnale importante. Infatti è arrivato domenica scorsa il primo punto stagionale conquistato dalla compagine alcamese del tecnico Galeoto sul campo del Forte Geraci. Praticamente la squadra bianconera, dopo 6 sconfitte consecutive, ha conquistato il suo primo punto in classifica generale. Si tratta di una squadra di ragazzi che in questa ultima settimana si è arricchita dell'arrivo di alcuni senior. In porta è arrivato l'esperto Alessandro Bevilacqua, mentre in avanti l'attaccante marocchino El Bahia, entrambi provenienti dal Marsala 1912. Ma il semplice fatto che l'Alcamo sia uscito dal rettangolo di gioco senza subire gol è un forte segnale. Quello visto domenica scorsa è stato un Akragas che i tifosi hanno sempre sognato. In questa settimana si prevede il recupero di qualche infortunato. Infine, il tecnico Corrado Mutolo dovrà stare fuori per un paio di giornate. Lo ha deciso il giudice sportivo in seguito all'allontanamento dalla panchina di domenica scorsa nel corso della gara interna con la Cefaledium. Praticamente salterà sia la gara esterna con l'Alcamo che quella successiva interna con la Profavara. Anche il difensore David Biangola, espulso con la Cefaledium, salterà fortunatamente la sola trasferta di Alcamo.